Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Particolari inquietanti affiorano sulla scomparsa dell'ingegnere paladino degli anti-auto Velox che è sparito da diversi giorni, non c'è nessuna traccia e sembra che però gli sia stata bruciata una macchina, che ci sia stata un'intrusione nel suo computer. Andiamo in diretta a Rosà da Vanessa Banzato. A te, Vanessa. Buongiorno a te direttore, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, si infittisce sempre di più il mistero attorno alla scomparsa dell'ingegnere Antonio Menegon, di cui non si hanno più notizie dal 2 gennaio scorso. Noi ci troviamo proprio sul retro della Galleria d'Arte, siamo in via Garibaldi a Rosà, la galleria che gestiva appunto l'ingegnere 78enne. Pare che sia questa l'uscita di cui chiedo a Andrea Benetti se può inquadrarla, l'uscita di cui tanto si è parlato, da cui potrebbe essere uscito l'ingegnere senza poi rientrare, le sue chiavi di casa, le chiavi dell'ufficio, il telefono cellulare, la giacca, il computer acceso, sono tutti particolari davvero inquietanti. Tu prima, direttore, citavi il discorso dell'auto che era stata bruciata, l'auto della moglie che è mancata qualche tempo fa, che era stata bruciata. Si è pensato subito a una ritorsione, noi ce ne eravamo occupati, siamo stati tra l'altro tra i primi a ricordare, proprio parlando della scomparsa, della vicenda che riguarda la scomparsa di Menegon, a trattare della questione proprio dell'auto bruciata. A questo si aggiunge anche la presenza vedete la presenza dei vigili del fuoco che anche oggi sono al lavoro. C'è una roggia qua dietro, una roggia che in alcuni punti è molto profonda, quindi stanno cercando di dragare proprio il letto del corso d'acqua per capire, per vedere se si trova il corpo di Menegon, anche se ovviamente la speranza, soprattutto dei familiari, è legata a un allontanamento volontario dell'ingegnere. Si diceva ad acuire ancora di più gli interrogativi su questa scomparsa è un computer trovato acceso e c'è da capire se qualcuno abbia tentato di accedere alle tantissime informazioni che aveva raccolto l'ingegnere, super perito per quanto riguarda la battaglia contro i Velox irregolari, era stato consulente anche per la procura di Cosenza, era riuscito davvero a sbaragliare una rete di irregolarità legate ai dispositivi di rilevamento della velocità. Erano stati bloccati, stoppati tantissimi in tutta Italia, ma anche nella nostra regione. E era coinvolto anche in diverse questioni che riguardavano proprio la sicurezza delle persone lungo le strade a 360 gradi. Si diceva consulente in tantissime attività di ricerca e valutazione in tutto lo stivale. Non si capisce cosa sia successo, non si riesce a capire cosa possa essere successo all'ingegnere Antonio Menegon. Al lavoro, si diceva ancora, i vigili del fuoco, e cercheremo davvero, direttore, se abbiamo novità ulteriori ti richiederò la linea. Banzato e Andrea Benetti per la parte tecnica, per un giallo che è ancora del tutto da svelare, il giallo che è stato chiarito l'altro giorno quando si è saputo che ad uccidere il 25enne Sergio Tarnu era stato un vigile urbano di Venezia. Vediamo. Si è allontanato volontariamente. C'è un problema? È un
un agente della Polizia Municipale che dopo la vicenda non si è più recato al lavoro in servizio. È Riccardo Salvagno, classe 1985, originario di Chioggia, finora incensurato il presunto assassino di Sergio Utarna, il barman 25enne ucciso con un colpo secco di pistola alla tempia la notte tra il 30 e il 31 dicembre scorso, poco dopo le 2 del mattino. È stato ucciso questo ragazzo 25enne, è stato prelevato, quindi privato della libertà, fatto montare su un'autovettura, condotto in aperta campagna e ucciso con un solo colpo alla testa. Un solo colpo preciso alla testa, con foro di entrata, foro di uscita. I carabinieri, che in questi giorni hanno setacciato ogni centimetro della campagna in cui era stato trovato il corpo tra Mira e Malcontenta, anche attraverso l'utilizzo di droni speciali, visionando poi le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private e ascoltando familiari, datori di lavoro e amici, l'hanno arrestato il 6 gennaio a casa del padre. Salvagno era espatriato in Spagna dopo l'omicidio, ma poi è rientrato in Italia. Pensiamo che lui in qualche modo abbia cercato un sostegno in Spagna, ma non poteva assicurarsi una permanenza prolungata, perché una permanenza prolungata è costosa, necessita di contatti e quant'altro, quindi in qualche modo si è visto costretto a rientrare in Italia. Era stata mobilitata anche la polizia estera, ma di fatto l'intervento non è stato necessario visto il rientro autonomo del quarantenne nella notte tra il 5 e il 6 gennaio. Il padre è andato a prenderlo all'aeroporto, ma al ritorno Salvagno si è fatto lasciare nei campi a Malcontenta, poco distante dall'abitazione, e lì si sarebbe nascosto in un casolare, ma è durato poco. A un certo punto dell'indagine abbiamo ritenuto che fosse rientrato, però pensando che noi ci fossimo in qualche modo disposti intorno alla sua abitazione, si era nascosto nei campi di notte. Quella è una zona molto buia. È stato necessario fare un approfondito rastrellamento anche attraverso visori, camere termiche e quant'altro, tanto che lui poi si è visto costretto a convergere verso la sua abitazione per trovare rifugio, e lì lo abbiamo assicurato alla giustizia. Ora si trova nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. Gli investigatori però sono certi che ci sia almeno un altro complice, come ha evidenziato il procuratore vicario. Sia per le modalità con cui è avvenuto l'omicidio e soprattutto per le modalità con cui lui è stato privato della libertà e quindi costretto a salire in un'autovettura, riteniamo che ci sia almeno un complice. L'arma del delitto non è ancora stata trovata. In possesso di Salvagno ci sarebbero 2 pistole. In casa ne è stata trovata una regolarmente detenuta ma non utilizzata, quindi non è quella che ha ucciso Tarna. La seconda, che al momento non si trova, così come la radio in dotazione al vigile, è invece quella d'ordinanza. Massimo riservo sul movente. Al momento non ci sbilanciamo sul movente, stiamo lavorando, stiamo valutando tra l'altro la versione dell'indagato che ricordiamo è presunto innocente fino a sentenza definitiva, stiamo verificando la sua versione dei fatti e sul movente non possiamo dire nulla. Oltre alla pista della droga, spaccio, un debito, spunterebbe un'altra ipotesi, quella legata a questioni sentimentali. I due avevano delle frequentazioni comuni e potrebbero essere entrati in competizione per una donna. In agosto Salvagno aveva avuto un momento di fragilità, tanto da raccontare ai colleghi di aver pensato al suicidio. I punti da chiarire sono ancora tanti, bisogna ancora individuare il momento esatto, bisogna capire se chi fosse l'eventuale correo, e quindi c'è ancora da lavorare. Un'indagine minuziosa e veloce, quella degli investigatori. In modo, devo dire, ineccepibile, con dei rilievi perfetti, sempre nel rispetto delle garanzie difensive, quindi con piena utilizzabilità del materiale probatorio, ma con soprattutto un puntiglio e una precisione notevole. Una vicenda maturata nel mondo degli stupefacenti, però ci potrebbe essere, avete sentito, anche un movente passionale, e il barman era stato prelevato con forza e portato via con un'auto e poi ucciso con un colpo di pistola alla tempia.
Viene emesso il 3 di gennaio un provvedimento di fermo e immediatamente dopo, il 4 di gennaio, viene emessa, che vi ricordo era una domenica, viene emessa una misura cautelare e un MAE, un mandato di arresto internazionale. Questa persona rientra poi in Italia e riusciamo ad arrestarla. La notte tra il 5 e il 6 è rientrato in Italia. Il padre lo è andato a prendere presso l'aeroporto, ma lì poi sono partite le nostre ricerche per individuare il soggetto, perché poi l'uomo si è fatto lasciare nei campi, non lontano da casa ma nei campi, e lì, per chi conosce la zona di Malcontenta, di notte si esce dal centro abitato, è completamente buio, non è semplice individuazione. Fintanto che l'uomo non si è visto costretto a rientrare presso la propria abitazione, e lì abbiamo fatto accesso e lo abbiamo assicurato alla giustizia. Tenerife, Madrid, Venezia sono le tappe di Salvagno, fuggito subito dopo aver freddato Sarna. La sera del 30 dicembre il ragazzo è stato caricato in auto fuori da un bar di Chirignago, dove era andato a fine serata. È stato caricato sotto minaccia a forza in un'autovettura. Riteniamo anche per le modalità dell'esecuzione che non ci sia una sola persona. Di lì la direzione verso Malcontenta, dove Sergio ha trovato la morte. È stata, a nostro avviso, per le modalità, un'esecuzione. Il colpo è stato sparato in modo ravvicinato e non ha avuto ovviamente scampo il povero 25enne, perché è morto sul colpo, un colpo sparato alla tempia. Tra le 2 e le 3 di notte. Il corpo sarà ritrovato il giorno dopo da un passante. Ora si cercano il complice e l'arma del delitto. E nell'interrogatorio di garanzia il vigile urbano Riccardo Salvagno ha risposto a tutte le domande, fornendo una versione dei fatti che dovrà essere verificata dai carabinieri. In particolare ha detto che non era stata sua intenzione uccidere questo 25enne, ma soltanto spaventarlo. Lo ha incontrato, che cosa le ha detto? Io l'ho incontrato ieri in occasione dell'interrogatorio di garanzia che si è celebrato in carcere a Venezia. Abbiamo parlato, io non lo conoscevo prima, quindi abbiamo avuto modo così di conoscerci e di affrontare un po' le prime fasi del procedimento. Più che altro gli ho spiegato un po' quelle che sono le sequenze che caratterizzeranno questi primi giorni. Ecco, è stato collaborativo, ha risposto alle domande? Allora ha deciso di sottoporsi all'interrogatorio, quindi ha risposto alle domande delle parti, sia del giudice che il pubblico ministero, rappresenta il dottor Del Turco per la Procura di Venezia, che alle mie. Una cosa che le ha detto Riccardo? L'unica cosa che posso dire, perché ovviamente è stata un'indicazione che è emersa nel corso dell'interrogatorio, che la finalità di questo incontro non era ovviamente quella di cagionare la morte di alcuno. Come lo ha trovato? L'ho trovato scosso, ovviamente ci vorranno dei giorni perché capisca un po' cosa è successo, si stanno esplorando varie situazioni che afferiscono alle sue condizioni soggettive, alle sue fragilità. Sembra che manchi la sua arma di ordinanza e la radio. È stato detto, si sa qualcosa di dove lui possa averla messa? Ecco, su questo preferisco non rispondere. L'unica, anche perché c'è un'indagine in corso ed è giusto tutelare l'attività che la Procura e i Carabinieri del nucleo provinciale stanno espletando. L'unica cosa che posso dire è che quando lui è stato arrestato ovviamente non aveva con sé nessun'arma da fuoco. Sul movente si parla di droga, si parla di una donna. Lei si è fatto un'idea di cosa può essere accaduto? Posso solo dire che alcune cose che ho letto sulla stampa non corrispondono a ciò che emerge al momento agli atti di indagine. Ci sono dei complici comunque? Non lo so.
valuterà il pubblico ministero. Evidentemente ci sono degli elementi oggettivi, documentali, che sono stati valorizzati, che possono deporre per il fatto che il signor Salvagno non fosse da solo. Un'ultima cosa, lui ora si trova in carcere, chiederà qualcosa di differente rispetto al carcere? Per il momento penso di escludere un ricorso al Tribunale del riesame. L'intervista di Daniela Sizzia al difensore del killer Riccardo Salvagno, e ci si è chiesti quale sia la personalità di un uomo che era insospettabile, perché vigile urbano, molto apprezzato, molto conosciuto, ma evidentemente aveva una doppia vita. Vediamo. Molto riservato, faceva delle uscite strane di notte, quello sì, però... Strane in che senso? Perché sono le 2:30 di notte con l'auto, non so, anche strano in effetti. Così il vicino di casa descrive Riccardo Salvagno, il 40enne dalla doppia identità, agente della polizia locale di Venezia e killer di Malcontenta di Mira, secondo gli inquirenti. Preoccupante, insomma, che è vicino all'assassino. Originario di Chioggia, attualmente in forza come vigile urbano al comando lagunare, in servizio anche a Mestre e zone limitrofe, era stato 3 anni in servizio alla polizia municipale di Padova e prima in quella di Vicenza. In passato aveva lavorato anche per una società privata di vigilanza e nel 2024 si era candidato nel Consiglio Comunale di Spinea con l'UDC, un profilo discreto lontano dai riflettori che nel quotidiano non attirava l'attenzione, dice sempre il vicino di casa. Sembrava gente normale, insomma. A inizio gennaio, 2 giorni dopo, l'assassino e i carabinieri con una scusa si erano presentati a casa di quest'altro vicino di casa al quale avevano chiesto di fornire i filmati del suo impianto di videosorveglianza. È venuto il secondo giorno i carabinieri qua, ha detto che è stato un furto, qualcosa, anche non ha detto la verità, hai capito com'è. E cercavano che cosa? Le vostre telecamere hanno chiesto? Sì, abbiamo telecamere, non ce l'ho telecamere, capito com'è. Il vigile killer si era trasferito presso la casa del padre con cui viveva da diversi anni, qui al civico 43 di via Moranzani, dove adesso sono presenti soltanto alcuni dei suoi molossi, uno all'esterno a guardia del giardino. Le macchine e la moto e una barca parcheggiate all'interno della casa. Abitazione che si trova a meno di 200 metri in linea d'aria dal casolare abbandonato dove il killer si era nascosto dopo l'omicidio, di là dal Naviglio Brenta. Però non conosciamo né la vittima né chi l'ha colpito. Il killer è un vigile urbano. Abbiamo sentito, sì. Cosa ne pensate? Che fa paura tutto questo, questa realtà così vicino a noi. Ne ho sentito e non conosco questo, non voglio dire robe che non lo so. Sgomento e omertà, e questo è lo stato d'animo palpabile nei 2 locali frequentati dall'assassino. È una cosa grave che è successa e quindi così lascia un po' perplessi. È un killer? Non lo so io, sono cinese, Avade sono cinese, non lo so. Lascia un po' amareggiati insomma su questa cosa. Confortante sapere che il killer sia stato assicurato alla giustizia, così la voce comune in paese. Abbiamo preso subito anche questo, confortante. E quindi questo era il ritratto di questo vigile urbano insospettabile. Sentiamo anche le molte reazioni. Purtroppo la solo grande solidarietà per la persona uccisa e in qualche modo anche per i familiari del Salvagno stesso che sono vittime di questa situazione. Questa è la reazione del comandante della Polizia Municipale di Venezia, Agostini. Racconta di come Riccardo Salvagno, dopo diversi episodi di instabilità emotiva, era stato spostato di incarico più volte e infine da un mese faceva il piantone al Tronchetto a Venezia. Prima un servizio interno, poi l'abbiamo messo a fare il piantone. Questo purtroppo con oltre 500 persone capita. È una persona molto chiusa. Questo mi è stato riferito dai miei con problematicità, ma le persone chiuse a volte sono chiuse e basta. Altri sono problematiche.
si costituirà parte civile, così il comandante Agostini, a nome del comando della Polizia Locale di Venezia, che ha già avviato il licenziamento dell'agente che non si presenta sul posto di lavoro dal 30 dicembre scorso. Anche perché l'assenza ingiustificata comporta il licenziamento e prima di licenziare qualcuno volevamo verificare bene. E quando ci hanno detto che era via, qualcosa non quadrava. Marco Dori, sindaco di Mira, confida nel frattempo nell'individuazione di un possibile complice di Salvagno, ribadendo la speranza che anche il complice citato dalla procura venga presto identificato e fermato. Dello stesso avviso anche gli amici e colleghi di Sergio Tarna, in particolare del bar Esquina Deluxe a Mestre in via Lazzari. Non se la sentono di rilasciare dichiarazioni davanti alla telecamera, sebbene fuori microfono raccontino del posto speciale lasciato nel loro cuore dal 25enne. Addolorati e tristi, auspicano sia fatta giustizia. Così anche il sindaco Armelao, considerate le origini chioggiotte del presunto omicida. Io personalmente non lo conoscevo, ma mi ha colpito appunto questa vicenda, perché non è una cosa, diciamo, tanto comune, ecco, nel vedere appunto un appartenente comunque a un corpo della polizia locale o comunque anche delle forze dell'ordine che si trovi coinvolto, ecco, come responsabile appunto di questo omicidio. Andiamo a Belluno, adesso in diretta da Tiziana Bolognani, perché c'è stata una violenta lite tra ex coniugi. Vediamo la prima pagina del Corriere delle Alpi: litiga con l'ex moglie e l'accoltella, poi va a costituirsi dai carabinieri. È successo a Cortina d'Ampezzo. In diretta Tiziana Bolognani con il nostro operatore Stefano Bozzi. A te, Tiziana. Sì, buongiorno. Anna Rita De Zordo, 51 anni, si trova ricoverata al San Martino di Belluno. È stata trasportata dall'elicottero del SUEM ieri mattina con ferite valutate in codice 2, ferite d'arma da taglio al torace e alle mani, tutte superficiali eccetto una che aveva fatto preoccupare, ma le sue condizioni sono buone. È ricoverata nel reparto di chirurgia del San Martino. Ad infierire sulla donna l'ex marito Andrea Curtolo, 52 anni, probabilmente una lite dovuta a questioni di carattere economico. I due infatti gestivano o gestiscono tuttora a Cortina un'azienda che si occupa di trasporti di taxi NCC, noleggio con conducente. Forse la ripartizione delle quote in conseguenza della separazione dei coniugi potrebbe essere stato il fattore scatenante di questa lite che è degenerata. L'uomo dopo il fatto si è costituito ai carabinieri della compagnia di Cortina ed è in mano alla Procura della Repubblica di Belluno questa indagine che si preannuncia certamente complessa. Si sta infatti valutando l'applicazione delle nuove norme introdotte nel codice penale sul femminicidio. La legge, che è entrata in vigore lo scorso dicembre, riconosce infatti il femminicidio come reato autonomo e prevede anche una nuova fattispecie nel tentativo di femminicidio, e quindi potrebbe trattarsi, se fosse così appurato, del primo caso in provincia di Belluno in cui viene applicata questa norma. Secondo le prime ricostruzioni, per l'appunto, la discussione tra i due ex coniugi è degenerata all'interno dell'abitazione dove la donna vive con i figli, nella zona di Cademai, e l'uomo avrebbe impugnato un coltello da cucina, ferendo l'ex moglie con diversi fendenti. Una notizia che dapprima in sordina, ma che poi in serata ieri ha fatto il giro del paese, che ha naturalmente lasciato la comunità sotto shock, anche perché le due persone coinvolte, la coppia, sono molto conosciute a Cortina, anche grazie alla loro
attività, ma il disagio e lo shock è profondo anche tra i familiari, perché la mamma di Andrea Curtolo, dopo l'accaduto, ha avuto bisogno a sua volta dell'assistenza sanitaria, dopo per l'appunto aver appreso che cosa aveva fatto il figlio. Tutto sommato quella che noi abbiamo definito, che si potrebbe definire una tragedia, così non è stato. C'è stato un tentativo di tragedia e la donna fortunatamente non versa in gravi condizioni, è seguita, curata qui all'ospedale di Belluno. È tutto, gli aggiornamenti nei telegiornali di questa sera. Grazie molte Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi per la parte tecnica. Torniamo a Rosà per la scomparsa dell'ingegner Menegon, da Vanessa Banzato e da Andrea Benetti, perché c'è la sindaca di Rosà. A te Vanessa. Luigi, buongiorno. Allora, sono momenti abbastanza concitati, perché sono arrivati nuovi mezzi dei Vigili del Fuoco. Chiedono a Andrea Benetti di fare le riprese. Ci troviamo sempre sul retro della Galleria d'Arte che è gestita dall'ingegnere Antonio Menegon, perché continuano serratissime le ricerche. Con me la sindaca, che è momentaneamente occupata nell'ennesima telefonata da parte delle forze dell'ordine per cercare di organizzare tutte le ricerche dell'ingegnere 78enne scomparso il 2 gennaio scorso. Io chiederei intanto che la sindaca si liberi alla regia, se può mandare il servizio per fare un po' il punto della situazione, poi ritorniamo con la sindaca, così capiamo anche quali sono gli aggiornamenti che ci può dare la prima cittadina. Si è allontanato volontariamente o è stato ucciso? Può essere che qualcuno volesse male all'ingegnere Antonio Menegon? Proseguono senza sosta le indagini per ritrovare il 78enne scomparso, ricerche che stanno impegnando i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della stazione di Rosà e della compagnia di Bassano del Grappa, coordinati dal procuratore capo Lino Bruno di Vicenza. Sono intervenuti anche i mezzi del soccorso Speleo subacqueo. I sommozzatori hanno scandagliato una roggia che scorre a nord del fabbricato di Menegon, in alcuni punti molto profonda. Nel frattempo un elicottero ha sorvolato l'intera zona, ma non c'è ancora nessuna traccia dell'ingegnere, professionista stimato e molto conosciuto in tutta Italia per le sue consulenze tecniche sugli autovelox e le battaglie legali contro quelli ritenuti irregolari. Sempre più elementi inquietanti fanno crescere i dubbi, e se non si trattasse di un allontanamento volontario? Di certo si è di fronte a un giallo in piena regola. L'uomo ha lasciato tutti i suoi effetti personali in ufficio, cellulare, portafoglio e le chiavi del furgone con cui si spostava. E poi c'è un precedente che non passa inosservato. Qualche mese fa qualcuno aveva dato fuoco alla sua auto parcheggiata nei pressi della sua galleria d'arte. Che il suo lavoro toccasse interessi amministrativi ed economici rilevanti è un fatto noto. In ogni caso la famiglia non si dà pace. Fino a quando non verrà ritrovato, ogni pista resta aperta, e naturalmente chiunque l'avesse visto è invitato a contattare le forze dell'ordine. Ecco, con noi direttore la sindaca di Rosà Elena Mezzalira, era poco fa al telefono con la protezione civile, perché davvero si sta intensificando ancora di più la ricerca e serve anche adesso il contributo dei volontari della protezione civile. Diciamo che si prospetta un'attivazione del gruppo, proprio perché chiaramente il gruppo comunale può essere in primis conosce il territorio, quindi può dare un supporto in questi termini comunque ai professionisti sulla base appunto delle indicazioni che dovrebbero venire date da loro per le indagini. Tra l'altro le diceva che nelle prossime ore vi troverete anche con le forze dell'ordine. No, tutto sta proseguendo, le ricerche, le indagini stanno proseguendo attraverso comunque il coordinamento della prefettura, e quindi man mano avvengono questi punti di verifica per capire come proseguire. Ecco, quindi nell'attività che stanno svolgendo appunto le forze dell'ordine, i professionisti che sono chiamati a supportare le ricerche, è chiaro che si faccia il punto per capire come indirizzare le ricerche. Purtroppo non so molto di più, perché ad oggi non siamo stati coinvolti direttamente, stanno lavorando chi di competenza, e li ringrazio anche per il lavoro che stanno svolgendo con le difficoltà
difficoltà che ci sono, perché chiaramente non ci sono molti elementi e quindi è difficile portare avanti le ricerche. Ricerche che continueranno sia fisicamente con ad esempio in questo caso i vigili del fuoco, che stanno davvero intensificando anche il numero degli operatori al lavoro per cercare l'ingegner Menegon, ma ricerche che proseguiranno anche per quanto concerne i vari collegamenti al computer di Menegon, i tentativi di accesso al suo PC, soprattutto i tentativi di recuperare dati ritenuti a quanto pare molto importanti, perché sappiamo, lo ricordiamo ancora una volta, Menegon è stato come consulente in tutta Italia e potrebbe avere davvero dati scottanti per alcune persone che hanno cercato nel recente passato di entrare, di avere accesso al PC dell'ingegner Menegon. Una cosa del genere, sindaca, a Rosà si era mai verificata? È mai successa? No, non siamo abituati a vicende di questo tipo, chiaramente siamo in apprensione perché tutti abbiamo il desiderio e la speranza che si ritrovi il prima possibile il signor Menegon e che non sia successo nulla di grave alla sua persona, quindi abbiamo speranza, abbiamo fiducia in chi sta portando avanti le ricerche e le indagini, che tutto si risolva nel breve tempo possibile. Ecco, e la cittadinanza appunto è invitata a segnalare se abbia visto qualcosa che possa in qualche modo aiutare le forze dell'ordine in queste indagini. Ecco, proprio ci sarà questo tavolo di lavoro quindi nel pomeriggio, nelle prossime ore? Sì, non è ufficiale, non ho notizie certe in merito, chiaramente le forze dell'ordine sono al lavoro e avranno necessità appunto di ritrovarsi. Di confrontarsi, ecco, quindi ci sarà un confronto nelle prossime ore per cercare di fare il punto della situazione, come si diceva, con la sindaca Mezzalira. Direttore, per il momento da Rosà è tutto, ti ricevo la linea. Grazie Vanessa Banzato e Andrea Benetti di nuovo da Rosà, un vero e proprio giallo, e intanto sono state deluse le speranze di sentire Giorgia Meloni annunciare la liberazione di Alberto Trentini durante la conferenza stampa di inizio anno che si è svolta e si sta ancora svolgendo questa mattina. Giorgia Meloni, che ha risposto alle domande di diverse decine di giornalisti, ma su Alberto Trentini purtroppo nessuna novità. E andiamo allora da Lorenzo Maier in collegamento telefonico. Lorenzo, allora tu sei in contatto con la famiglia, che riscontri hai, che notizie hai? Buongiorno direttore, a te e ai nostri telespettatori di Rete Veneta. Speranze deluse per il momento, ma si continua a lavorare. Ci troviamo proprio ora in via Paoluccio Anafelto, sotto casa dei genitori di Alberto, mamma Armando e papà Ezio. Abbiamo anche provato a suonare il campanello, qualcuno era in casa, ha risposto gentilmente che non possono dire assolutamente nulla, per cui è ancora un momento di attesa, non è arrivata una svolta ancora decisa, ma la Premier Meloni ha assicurato, come ha sempre fatto quando è stato sollecitato sull'argomento, ha dichiarato che il governo è impegnato quotidianamente per risolvere questo caso. Soluzione che ancora non c'è, perché in Venezuela c'è un anticipo di fuso orario rispetto all'Italia di 6 ore, per cui ora sono circa le 6:30 del mattino, per cui può essere anche che questa attesa, questo ritardo sia perché in Venezuela sia ancora all'alba e ovviamente ci sono poi le procedure, per cui ci sta che ci possa essere ancora da attendere, ma al momento non si è neanche detto che, come invece è stato ricordato dalla Premier per un altro italiano, che ci sia un ordine di scarcerazione non eseguito. Questo non è stato detto per Trentini, per cui si è in attesa di capire cosa potrà succedere nelle prossime ore, speriamo a breve, forse anche nei prossimi giorni. Chiaramente in questi momenti, in queste giornate, ogni momento può essere quello buono, quello giusto, per cui monitoreremo la situazione. Prevedo che forse qualche altro aggiornamento
ci potrà cominciare a essere nel tardo pomeriggio ora italiana, così come ieri nel tardo pomeriggio era rimbalzata la notizia che la Presidente dell'Assemblea Rodriguez ha dichiarato che ci sarebbero stati diversi prigionieri liberati, sia in quantitativo importante, sia venezuelani che anche stranieri, e questo accenno alla nazionalità straniera ha ovviamente fatto salire le speranze anche per Alberto. Ricordo poi che così rispetto a quelle che sono le procedure, qualora poi fosse annunciata una svolta di qualche tipo, poi ci saranno ancora delle procedure da espletare, per cui i tempi per rivedere almeno Alberto Trentini a Venezia non sarà nel giro sicuramente delle prossime ore. Poi dalle fonti che abbiamo, qualora c'è una scarcerazione, poi un atto dovuto deve essere sentito dai magistrati, arrivare con un volo di Stato a Roma, per cui c'è tutta una trafila, ma ora concentriamoci su quelli che sono i fatti. Al momento si sta lavorando, ma Alberto Trentini è ancora detenuto nel carcere di Erodeo. Grazie molte, grazie a Lorenzo Maier. Oggi in regia Francesca Pezzo e Andrea Basso. Adesso parliamo di università e di scuole, perché per quanto riguarda medicina è stata pubblicata la graduatoria, gli studenti sono pronti al ricorso, e poi andremo a Treviso perché decine di scuole sono al gelo per dei guasti alle caldaie. Partiamo da Padova con Chiara Gaiani. A te Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo davanti all'Università di Padova con Matteo Greggio, che è rappresentante per l'UDU di Padova nel Consiglio nazionale degli studenti. Come dicevi, ieri è stata pubblicata la graduatoria del famoso semestre filtro di medicina. Molti studenti non hanno neppure superato gli esami, anche quelli che potranno iscriversi all'Università di Padova, che già da ieri possono immatricolarsi al corso di medicina. Sono 713 quelli che si iscriveranno all'Università di Padova tra medicina veterinaria e poi odontoiatria. Ecco, voi come studenti a livello nazionale state già lavorando a un ricorso. Sì, noi a livello nazionale da subito, dal momento in cui si sapevano le date dei test, ci siamo mossi per fare qualcosa per contrastare questo sistema che è completamente ingiusto, che è completamente folle, che ha rovinato praticamente le aspettative di decine di migliaia di studenti in tutta Italia. Quindi a livello nazionale ci siamo organizzati per fare un ricorso alla CEDS, che è la Corte Europea dei Diritti Sociali, e un ricorso al TAR, con l'obiettivo di ottenere un ingresso extra sovrannumerario a medicina. Questo ricorso si baserà anche sul fatto che durante gli esami, ad esempio, non è stata garantita la privacy durante lo svolgimento delle prove, e anche nelle graduatorie si possono leggere tranquillamente nomi e cognomi e punteggi di tutti i candidati. Altri problemi riguardanti anche il diritto allo studio, quindi il ritardo nel pagamento delle borse di studio, la riorganizzazione, il fatto che poi, in base anche al fatto che le borse di studio e le residenze sono regionali, uno studente nel primo semestre poteva andare in un posto, poi magari mandato da un'altra parte senza una residenza che non aveva prima, che poi però forse non avrà anche dopo. Quindi insomma una situazione molto caotica che non garantisce tutele, non garantisce diritti, e anche da un punto di vista della didattica è stata completamente fallimentare. Ecco, c'è anche un problema legato proprio a chi comunque si era iscritto all'università di Padova in questo caso, ma in generale all'università scelta. Dal 28 gennaio gli studenti che non sono stati ammessi nelle graduatorie potranno scegliere un'altra facoltà, oppure che cosa fare? Questa è la domanda. Potranno aspettare e riprovarci l'anno prossimo, potranno iscriversi a corsi, quelli che non hanno passato nessuno dei 3 esami, iscriversi a corsi qualsiasi, ad esempio scienze politiche, quindi senza nessun tipo di coerenza di un percorso continuativo universitario,
oppure anche adesso il problema grande è su tutti i corsi affini dove vengono poi assorbiti gli studenti che non hanno passato. Questi corsi affini hanno avuto problemi inizialmente all'inizio dell'anno accademico perché hanno dovuto riservare dei posti specifici per il semestre filtro per assorbire quelli che non passavano il semestre filtro, quindi c'erano meno posti inizio anno per chi voleva fare biologia ad esempio. E adesso magari adesso non ho bene subito presente dove ci sarà la redistribuzione, però magari certi corsi non saranno in grado anche di supportare magari un afflusso degli studenti del semestre filtro. Ecco, resta molto critica la vostra posizione in un flash, Matteo Greggio. Voi puntate a che cambi qualcosa per il prossimo anno accademico? Sì, puntiamo sicuramente allo smantellamento totale di questa riforma. Tornare al vecchio sistema non è comunque una soluzione accettabile. Dopo anni e anni in cui noi abbiamo richiesto e pensato che è il momento di investire sulla sanità, di investire concretamente sulla sanità, arrivare ad avere un progetto sul lungo periodo che apra medicina in un futuro e non con misure propagandistiche come avevano detto questo semestre filtro che avrebbe aperto medicina, ma aprire sul lungo periodo con un progetto concreto le facoltà di medicina, anche per risolvere un po' di problemi che abbiamo sulla sanità pubblica in Italia. Ecco, allora davvero grazie a Matteo Greggio, che ricordiamo è rappresentante nel Consiglio nazionale degli studenti, grazie a Cristian Roque Allende, direttore. La linea può tornare allo studio. Grazie Chiara Gaiani e Cristian Roque Allende per la parte tecnica, e riprendiamo con la cronaca, gli incidenti stradali. Ce n'è stato uno molto grave a Noventa Vicentina, 2 studenti sono stati investiti da un autobus. Dramma all'uscita da scuola Noventa Vicentina. 2 studenti sono stati investiti da un autobus. È successo in via Cero, a pochi passi dall'Istituto Superiore Masotto. Un ragazzo e una ragazza, entrambi studenti di prima superiore, sono stati travolti da un autobus dell'azienda SVT mentre attendevano la corriera per tornare a casa al termine delle lezioni. Secondo le prime informazioni, i 2 giovani sarebbero finiti sotto la ruota posteriore di un bus doppio. Ad avere la peggio la studentessa, rimasta con una gamba schiacciata che ora rischierebbe di perdere a causa delle gravi lesioni riportate. Le sue condizioni hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso, che l'ha trasportata d'urgenza all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Meno gravi le ferite riportate dallo studente, soccorso dal personale sanitario e trasferito in ambulanza al pronto soccorso. Sul posto anche gli agenti della polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Dal canto suo, SVT ha espresso la propria vicinanza ai feriti e alle loro famiglie, oltre all'autista alla guida, precisando che l'autobus era in fase di avvicinamento alla fermata, dunque quando le porte del mezzo erano ancora chiuse. L'azienda ha inoltre assicurato che metterà a disposizione delle forze dell'ordine la registrazione delle riprese esterne per far luce su quanto accaduto. Servizio di Marta Zatta. L'altro giorno una donna di 60 anni investita in centro a Treviso da un autobus, e ieri a Conegliano un 53enne ricoverato in gravissime condizioni perché travolto da una macchina il cui conducente sembra non avesse la visibilità a causa di un parabrezza ghiacciato. Stava attraversando sulle strisce pedonali in Corso Mazzini quando è stato travolto da una 30enne alla guida di una Mercedes. È ricoverato in rianimazione all'ospedale Cafoncello di Treviso il 53enne di Conegliano, vittima dell'incidente verificatosi poco prima delle 7:30. L'uomo attraversava sul passaggio pedonale davanti al negozio di ottica. Nelle immagini di una telecamera di videosorveglianza acquisite dalla polizia locale si vede una prima vettura che passa senza dare la precedenza al pedone, poi arriva la seconda macchina che lo centra in pieno quando era ormai quasi arrivato sul lato opposto della strada. Violentissimo l'impatto. Il 53enne è stato sbalzato sull'asfalto a quasi 10 metri di distanza. La polizia locale sta conducendo le indagini, da verificare se l'investimento sia stato causato dalla visibilità limitata della conducente a causa della presenza di ghiaccio sul parabrezza della Mercedes, che evidentemente era stato sbrinato solo parzialmente dalla 30enne. Subito soccorso, l'uomo è stato portato al pronto soccorso di Conegliano, da dove, per l'aggravarsi delle condizioni, è stato poi trasferito a Treviso. E al Cafoncello è ricoverata in gravi condizioni anche la donna di 60 anni che ieri pomeriggio è stata investita da un bus della MOM all'incrocio tra Lungosile Mattei e Ponte San Martino. Ancora in corso gli accertamenti della polizia locale per accertare la dinamica dell'incidente e verificare se in quel momento il semaforo pedonale fosse effettivamente rosso.
E sempre nella Marca, a Crocetta del Montello, un rimorchio carico di legna si è staccato da un trattore e ha centrato il plateatico di un bar sfondando la vetrina. È stata una tragedia sfiorata perché è un miracolo che non ci siano stati dei feriti. Vediamo. Si è rotto meccanicamente un pezzo e quindi è successa questa cosa. Certo, abbiamo corso un pericolo, il Signore ci ha voluto bene e non è successo niente, per fortuna. Il plateatico spazzato via, la vetrata in frantumi, poteva davvero finire in tragedia l'incidente verificatosi poco prima di mezzogiorno a Crocetta del Montello. Un trattore ha perso il rimorchio carico di legname che è piombato sul bar Fotografo nella centralissima via Erizzo. Ed è davvero una fortuna che nessuno in quel momento fosse seduto all'esterno del locale come solitamente accade. Effettivamente poteva crearsi una situazione di pericolo perché di solito i clienti del bar si siedono nell'area esterna. Capisco che è proprio una casualità, nel senso che è successa una cosa che penso che la probabilità sia veramente bassissima, però è successa. Sul posto la polizia locale che ora dovrà accertare la dinamica dell'incidente. Dalla prima ricostruzione pare che il rimorchio si sia sganciato in seguito alla rottura del mozzo del trattore e mentre il mezzo si è ribaltato sul fianco, il rimorchio fuori controllo è finito contro la vetrina del bar. I danni sono ingenti, ma è un vero miracolo che non si siano registrati feriti. Siamo stati proprio fortunati, fortunatissimi. Servizio di Marta Marangon. C'è stato un incidente sul lavoro ieri mattina a Ponte dei Nori a Valdagno. Durante i lavori di manutenzione sul ponte il braccio di una gru si è rotto trascinando l'articolato e l'operaio al suo interno. Sentiamo il nostro corrispondente. La gru si spezza trascinando con sé il camion su cui era montata e l'operaio al suo interno. È la dinamica dell'incidente sul lavoro avvenuto a Valdagno, nella rotonda che dà sul Ponte dei Nori, e dove un uomo di 58 anni, originario di Cadoneghe, in provincia di Padova, è rimasto ferito. Il luogo è lo stesso dove il 17 aprile dello scorso anno persero la vita padre e figlio, Leone e Francesco Nardon, quando il territorio fu investito da un'eccezionale ondata di maltempo che portò a un parziale crollo del ponte. Secondo la ricostruzione, l'autoarticolato stava effettuando interventi di manutenzione per la sistemazione di un marciapiede, quando il braccio allungabile della gru ha improvvisamente ceduto. Il manovratore è rimasto coinvolto nella caduta del mezzo, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Fortunatamente le cose si sono svolte senza gravi conseguenze per la persona e per l'operaio, anche perché per fortuna il braccio si è spezzato quando era ormai quasi a terra, quindi aveva scaricato il materiale. E fortunatamente la gru si è ribaltata su un lato che ha permesso di limitare i danni per l'operaio, però effettivamente è stato un episodio molto spiacevole, soprattutto in queste circostanze, diciamo, del ponte dove è crollato il cuneo un anno fa. Oltre alla polizia locale, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai sanitari del SUEM 118 che hanno estratto l'operaio dalle lamiere e lo hanno affidato alle cure mediche. Un incidente avvenuto all'indomani del via libera per la demolizione completa del Ponte dei Nori per motivi di sicurezza. Nonostante l'episodio però, i lavori sono ripresi rapidamente. L'area è stata messa già in sicurezza, riaperta al traffico da alcuni mesi in modo tale da permettere di riprendere la circolazione. Stanno procedendo celermente i lavori da parte dell'amministrazione con le ditte che sono state coinvolte per permettere ai pedoni di poter passare, in quanto prima il ponte che è crollato permetteva ai pedoni di transitare da una parte all'altra. Adesso stanno realizzando i marciapiedi e quindi tutto sta procedendo in maniera più celere possibile. Speriamo che non ci siano più intoppi. Andiamo a Vicenza, dove c'è il caso di una famiglia che vive in una condizione di estremo disagio, la signora Cristina con i suoi figli, al freddo ormai da mesi in una casa del comune del capoluogo Berico. Nell'abitazione non si superano i 15 gradi. Siamo al gelo da tantissimo tempo, abbiamo esposto il problema a chi di dovere, la casa è di proprietà del comune, la MCPS si fa carico dei guasti, sono sempre stati vigili, però in 20 anni ho visto peggiorare questa situazione, tanto che adesso siamo veramente, che direi che questa è una questione proprio allarmante. La signora Cristina si è rivolta alla nostra redazione perché non ce la fa più a vivere al freddo. Da mesi ormai il suo termostato non segna oltre i 15 gradi e per lei, i suoi 3 figli, la situazione è diventata insostenibile.
insostenibile. L'appartamento, situato nel centro storico di Vicenza, fa parte di un complesso residenziale di proprietà del comune che comprende 5 numeri civici con 18 nuclei familiari. Cristina si è fatta portavoce di tutte queste persone perché è esausta. AMCPS, gestore della caldaia condominiale, assieme all'amministratrice condominiale, sono più volte intervenuti senza però risolvere il problema. Sono venuti l'amministratrice che si è fatta carico, che intercede tra AMCPS e noi, è venuta più volte, ha di sua iniziativa fatto cambiare un termostato perché probabilmente era per lei rilevato lì il problema. Infatti anche altri civici qui di fianco avevano bisogno di cambiare il termostato, però io ho sentito anche la mia vicina, dal termostato non è cambiato nulla. Le segnava anche stamattina addirittura 13 gradi anche a lei, ed è un civico qui a fianco che usufruisce della stessa caldaia. Per cui non abbiamo trovato rimedio. Il gelo accompagna ormai quotidianamente le vite di Cristina e dei suoi figli, e anche le situazioni più comuni come festeggiare un Natale in famiglia o invitare ospiti a casa diventano un problema. A dirvela tutta, non ho solo non potuto invitare mio padre, che il giorno di Natale compiva 85 anni, ma non ho potuto, i miei figli non possono invitare a mangiare l'amorosa, diciamocelo chiaro, o il fidanzato, mia figlia, perché è freddo. Io stessa quando vorrei invitare parenti non posso, perché non li posso far star qui freddi. Io usufruisco del riscaldamento elettrico, ho delle stufette in giro per la casa che mi portano le bollette a fluttare alte, pago di più di corrente e comunque regolarmente io pago le mie spese condominiali. La richiesta della signora Cristina ai nostri microfoni è chiara. Io chiedo veramente un intervento a voi, ma non perché non abbia fiducia nell'amministrazione, perché ho scritto anche al sindaco, il quale è stato gentilissimo, mi ha risposto, hanno provato, capisco anche che queste feste natalizie hanno portato uno stand-by, però noi abbiamo bisogno di avere temperatura confortevole. Non ho mai chiesto di avere i 20 gradi, ma non possiamo stare a 15-16 gradi. Intervista di Marta Zatta, e stiamo parlando nei nostri telegiornali anche della situazione delle scuole a Treviso, decine di scuole al gelo con queste temperature sotto zero. Andiamo in diretta da Marta Marangona. A te Marta. Sì, direttore, buongiorno, è proprio così. Sono decine le scuole che in queste giornate particolarmente fredde sono rimaste con i riscaldamenti spenti o quasi, per tutta una serie di fattori: il repentino abbassamento delle temperature, la prolungata chiusura per le vacanze di Natale, poi diversi guasti agli impianti che si sono verificati con la riaccensione per il ritorno in aula degli studenti. Dicevamo una decina le scuole che in queste ore continuano ad avere problemi di riscaldamento. Qui siamo nella sede della provincia di Treviso, ente che ha la competenza appunto per gli edifici scolastici delle scuole superiori di Treviso. Qui con me il direttore generale della provincia di Treviso, Carlo Rapicavoli. Direttore, il quadro generale della situazione in questa giornata difficile. Sì, allora una giornata difficile legata ai fattori che sono stati appena indicati e hanno creato una serie di difficoltà in alcuni dei nostri edifici scolastici. Ricordo che la provincia gestisce 110 edifici scolastici per 40.000 studenti e questo dà l'idea della complessità della situazione. I problemi principali ne abbiamo avuti in alcuni istituti a Treviso, al Duca degli Abruzzi, a Luzzati, al Da Vinci, oppure a Oderzo, al Sansovino, a Valdobbiadene, al Verdi. La provincia ha affidato il servizio di manutenzione di tutti gli impianti a una ditta ormai da anni. La stiamo sollecitando e adottando tutte le misure necessarie perché al più presto si torni alla normalità. Ci dispiace per quello che è accaduto e mi sento doverosamente di chiedere scusa agli studenti, alle famiglie e a tutti gli istituti scolastici, ai dirigenti, agli insegnanti per quello che è accaduto. Daremo delle indicazioni al più presto sul ripristino della situazione, contiamo al massimo per lunedì mattina che tutto sia alla normalità. Se per caso c'è una situazione di maggiore guasto per la vetustà di alcuni impianti, daremo le indicazioni necessarie per procedere.
Ecco, in alcune scuole i ragazzi questa mattina sono stati mandati a casa proprio perché le temperature non consentivano di svolgere regolarmente le lezioni. È accaduto per esempio alla succursale di San Pelaio del Luzzati. In altre scuole ci si sta attrezzando anche con dei mezzi, possiamo dire un po' di fortuna, delle stufette elettriche. I ragazzi hanno tenuto addosso i giacconi, i guanti e stanno comunque cercando in qualche maniera di continuare l'attività scolastica. Qui con noi c'è anche la direttrice del settore edilizia della provincia di Treviso, Marina Coghetto. Il suo telefono era davvero incandescente questa mattina, direttore, finché aspettavamo di fare il collegamento sono arrivate molte chiamate da parte dei dirigenti scolastici che segnalano queste problematiche. Le criticità maggiori? Allora, le criticità sono state dovute e determinate da un blocco degli impianti che, come abbiamo detto, si è purtroppo determinato dal repentino abbassamento delle temperature e delle criticità anche puntuali dei tubi proprio dei circuiti di riscaldamento. Abbiamo preso tempestivamente in carico tutte le segnalazioni dei dirigenti scolastici, che approfitto di ringraziare per il loro monitoraggio e presidio costante in loco. Queste criticità saranno risolte, sono già in parte risolte, anche con dei bypass provvisori piuttosto che con dei dispositivi integrativi di riscaldamento, ovviamente temporanei. E ci auguriamo che poi le temperature, come diceva il direttore, tornino in regime col tempo tecnico necessario il più presto possibile. Pertanto grazie a tutti quanti per la collaborazione che abbiamo avuto da parte di tutto il personale scolastico. Ecco, dal Sant'Artemio è tutto, dunque restituisco la linea allo studio. Grazie a Marta Marangoni e a Simone Merlo per la parte tecnica. Questa è la difficile situazione degli studenti trevigiani, ma non parliamo di quella che è la situazione drammatica dei senza tetto nella nostra regione. Il Veneto, pensate, è la terza regione per decessi dei senza dimora. Queste coperte lasciate ai piedi del monumento ai caduti in Piazza della Vittoria a Treviso non sono solo un riparo di fortuna, sono il simbolo di un'emergenza silenziosa che oggi assume connotati sempre più drammatici. Nel 2025 in Veneto sono morte 46 persone senza dimora. La nostra regione è al terzo posto in Italia per numero di persone senza tetto decedute, dopo Lombardia e Lazio. Treviso, prima provincia a livello regionale con 12 decessi. Lo rivela il dossier La strage invisibile 2025 dell'Osservatorio Nazionale sulle persone senza fissa dimora, che documenta una tragedia continua. Non si tratta solo di emergenze invernali, le morti avvengono in tutti i mesi dell'anno, soprattutto per malori, malattie non curate, incidenti e violenze, condizioni che la vita in strada rende spesso fatali. L'età media è drammaticamente bassa, intorno ai 40-50 anni. Il fenomeno non riguarda solo le grandi città, i dati mostrano che la maggior parte dei decessi avviene nelle province e nei centri medio-piccoli, contesti dove le persone senza dimora sono più disperse e difficili da intercettare. L'assessore alle politiche sociali della Regione Veneto, Paola Roma, indica nell'emarginazione sociale uno dei nodi principali del fenomeno: persone che restano ai margini, difficili da intercettare e accompagnare in percorsi stabili, con il rischio concreto di ricadere in strada. L'impegno massimo quindi va indirizzato verso sia le strutture di emergenza sia verso la rimozione delle cause economiche ma soprattutto psicologiche, con un lavoro di tutte le professionalità impegnate. Sull'emergenza comunque si sta lavorando per assicurare dei ricoveri soprattutto nei periodi climaticamente più ostili. Il lavoro però di integrazione è la vera prevenzione affinché queste situazioni non si ripetano. L'assessore del comune di Treviso, Gloria Tessarolo, evidenzia invece come l'aumento dei flussi migratori stia incidendo sul fenomeno, ampliando il numero di persone in condizioni di vulnerabilità e mettendo sotto pressione i servizi territoriali. Restano dei flussi migratori molto alti, spesso appunto non controllati nel senso che arrivano nel territorio attraverso le frontiere, prevalentemente attraverso la rotta balcanica, e lo vediamo in maniera importante a Trieste con quanto sta accadendo nella città di Trieste. Noi siamo l'onda lunga di quel fenomeno che va gestito a livello non solo prefettizio e di coordinamento delle prefetture, ma ovviamente a livello nazionale. Nel frattempo, dopo la proposta di accoglienza emergenziale inviata
chiamata il 6 gennaio alle associazioni del territorio, la Prefettura di Treviso ha deciso di convocare un incontro per martedì 13 gennaio. Al centro dell'incontro l'ipotesi di attivare fino a 40 posti letto in un capannone riscaldato a Monigo per far fronte alla carenza di accoglienza nelle settimane più fredde. Servizio di Nicola Marcato, e adesso andiamo a Vicenza per la cronaca giudiziaria. Si è aperto il processo contro Paola Pettinà, la badante accusata di 2 omicidi e 7 avvelenamenti di anziani assistiti. Sul posto per noi Daniele Garbin e Simone Squarcina. Si è appena conclusa l'udienza alla Corte d'Assise nell'aula C del Tribunale di Vicenza. Paola Pettinà, la badante accusata di aver ucciso 2 anziani e avvelenati altri 7. Un'udienza interlocutoria dove è stato fissato un calendario. La prossima è fissata il 26 gennaio prossimo. Con i periti sarà necessario proprio ricostruire il fatto di casualità tra l'avvelenamento delle persone coinvolte. Qui in aula erano presenti familiari di alcuni parenti. La prossima udienza è rinviata al 26 gennaio prossimo. Ma ricostruiamo la vicenda con il servizio. 2 donne uccise, Imelda Stevan e Alessandra Balestra, e 7 tentativi di avvelenamento, una lunga scia di sospetti che questa mattina approda in aula davanti alla Corte d'Assise di Vicenza. Inizia il processo a Paola Pettinà, 47 anni, badante di Sandrigo, detenuta nel carcere di Montorio Veronese e accusata di duplice omicidio volontario e tentato omicidio. Rischia l'ergastolo. Secondo l'accusa, tra il 2022 e il 2024 avrebbe somministrato dosi eccessive di farmaci, soprattutto benzodiazepine, agli anziani che assisteva, provocando in 2 casi la morte e in altri gravi intossicazioni. Un'inchiesta complessa, costruita su perizie tossicologiche, cartelle cliniche, testimonianze dei medici, di familiari e colleghi. Per la Procura della Repubblica non si tratta di errori o leggerezze, ma di un disegno criminoso preciso, continuato, con un nesso diretto tra la somministrazione dei farmaci e le conseguenze mortali. La difesa dell'avvocato Roberto Busa respinge le accuse e parla di scambi di bicchieri, di farmaci prescritti e di nessuna volontà di far del male. Sarà la giuria popolare, a cominciare da oggi, a stabilire se dietro quelle morti e quei malori ci fosse una mano consapevole. Un caso che scuote le famiglie, il mondo dell'assistenza, e riapre una ferita profonda, quella della fiducia affidata a chi entra nelle case per prendersi cura dei più fragili. Servizio di Ivano Tolettini, andiamo in pubblicità, state con noi, torniamo subito. Ancora in corso a Roma la conferenza di fine anno, la conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni, e tra l'altro ha affrontato i temi della sicurezza. Vediamo uno dei titoli che sono usciti proprio in queste ore: sicurezza Meloni, risultati ancora insufficienti, i giudici non rendano vano il lavoro del Parlamento e delle forze dell'ordine. Sentiamo una parte del suo intervento. Noi abbiamo lavorato moltissimo sulla materia della sicurezza in questi 3 anni. Chiaramente anni di lassismo non sono facili da cancellare, ma le dico anche che i risultati per me non sono sufficienti. Penso che questo debba essere l'anno in cui si cambia passo su questa materia della sicurezza, in cui si fa ancora di più. Però voglio anche rivendicare che ci abbiamo lavorato molto. Sono moltissime le iniziative che abbiamo varato, che vale la pena di ricordare velocemente. Assunti 30.000 nuovi operatori delle forze dell'ordine, stanziato 1,5 miliardi per il rinnovo dei contratti nel settore della difesa, della sicurezza e del soccorso, sbloccato investimenti che erano fermi da molto tempo, e questo ci ha consentito anche di potenziare i mezzi. Il famoso decreto sicurezza, molto contestato dalle opposizioni che oggi invocano sicurezza, con il quale abbiamo dato risposte ad alcuni dei reati che sono, che impattano di più sulla quotidianità delle persone, tra cui ricorderete il tema dell'occupazione abusiva, le truffe agli anziani, l'accattonaggio, la violenza contro le forze dell'ordine, i borseggi, il blocco delle strade e delle ferrovie. Vale la pena di ricordare anche il tema della lotta alla mafia, perché in questi anni abbiamo visto
120 latitanti. Allora, così Giorgia Meloni sulla sicurezza, tra l'altro, ha detto: noi assistiamo alla scarcerazione di personaggi che hanno appena commesso dei reati gravi, aggressioni, omicidi, rapine, che vengono poi rimessi in libertà dai giudici. Su questo la Meloni è stata molto drastica. E a proposito di violenza, c'è stato un altro raid notturno degno di una vera e propria gang di malviventi, non di due adolescenti. Andiamo a vedere cosa hanno combinato due minorenni a Montebelluna. Un piccone da cantiere usato come un'arma, colpi violenti, vetrine in frantumi, vetri ovunque. È il raid messo a segno domenica sera alle 20:30 alla stazione di Longarone da due ragazze minorenni bellunesi, incensurate, di buona famiglia. I fatti sono gravi. Dopo aver distrutto gli ingressi della stazione, l'assalto è continuato al bar all'interno. L'obiettivo: rubare tabacchi e alcolici. Ma l'allarme ha fatto precipitare il titolare, e a quel punto che la situazione è degenerata. Le ragazze hanno iniziato a tirare al suo indirizzo schegge di vetro per poi spruzzargli sul volto ripetutamente il liquido per la pulizia del bancone. Sono prontamente giunti gli agenti delle volanti che le hanno tratte in arresto, le hanno sottoposte a perquisizione, e nello zaino di una delle due è stato rinvenuto all'esito della perquisizione un pugnale di 34 centimetri, di cui 21 di sola lama. Le accuse sono pesantissime: tentata rapina impropria aggravata in concorso, danneggiamento, lesioni aggravate e per una delle due anche porto abusivo d'arma. Dopo l'arresto, le minorenni, che non erano sotto l'effetto di droghe o alcol, sono state trattenute a domicilio fino all'udienza di convalida davanti al giudice della Procura dei minori di Venezia, che ha confermato la misura e disposto per entrambe lo stato di libertà. Non possiamo e non dobbiamo considerarla una bravata, dice il questore di Belluno Roberto Della Rocca, preoccupato per la dinamica, la durata e la violenza con cui l'episodio è stato commesso. Emerge una scarsa percezione del rischio e una poca consapevolezza delle conseguenze delle azioni che loro compiono. Su questo dobbiamo lavorare in maniera, come sempre abbiamo fatto, con un approccio integrato, educativo e preventivo. Ecco perché lei dice non dobbiamo puntare il dito. Assolutamente, sarebbe un errore, anche perché non c'è nella realtà bellunese, che conosciamo molto bene, una disorganizzazione sociale, scolastica. Assolutamente non è nemmeno questo il caso. Però la riflessione del mondo adulto dobbiamo sicuramente farla. Un intervento che guarda alla rieducazione, quindi, ma che non cancella la gravità dei fatti. Le famiglie, sorprese e incredule, saranno ora chiamate a rispondere anche sul piano economico. I danni alle strutture sono ingenti e dovranno essere risarciti. Una vera e propria tentata rapina, attuata in modalità estremamente violente. Questo è un dato che ci fa riflettere, perché un giovane che infrange la legge non sta solo commettendo un reato, ma sta comunque mettendo potenzialmente un'ipoteca sul proprio futuro, precludendosi potenzialmente concorsi di lavoro e altre opportunità. Chiedo scusa, questa non era Montebelluna, come avete sentito, ma eravamo nel bellunese, in particolare a Longarone. A Montebelluna, come riportano i giornali, il quarto colpo di una baby gang con amiche rapinate. Ancora in azione i tredicenni che stanno tenendo il centro sotto scacco, portati via 150 euro a due quattordicenni in Galleria Monet. Ma nel bellunese a Longarone davvero molta impressione ha suscitato queste gesta delle due minorenni che sono state arrestate. Vediamo. Nelle scuole noi stiamo andando, l'anno scorso abbiamo incontrato oltre 600 studenti di ogni ordine e grado, e in quei casi là loro sono particolarmente attenti e partecipativi. Probabilmente questo non basta, serve un'integrazione multiattoriale in cui la scuola, la famiglia soprattutto e le istituzioni devono remare dalla stessa parte. Tutti devono remare dalla stessa parte, sì, ma verso dove e con quale scopo? Perché, per dirla con il sociologo bellunese Diego Cason, viviamo in tempi nei quali manca un obiettivo condiviso nella comunità che accoglie gli adolescenti, una comunità che non ha più soggetti che producono scopo. Scomparse dai radar quelle che Cason chiama le grandi agenzie di scopo, religiose, laiche o formative, portatrici
di valori condivisi, la cui importanza non può essere sottovalutata, ma si sottostima pure il bisogno degli adolescenti di dare un senso al fluire del tempo. Così il vuoto, spiega il sociologo Cason, è coperto da proposte che puntano sui sogni anziché sui talenti, e in questa giostra, anziché concentrarsi, i ragazzini sono lasciati in balia di contenuti virtuali pari a quelli reali, in una sovrabbondanza di cui non si sa che fare. Resta da considerare l'invasione degli adulti nell'universo giovanile, iperattivi e performanti, tuttavia incauti nel non considerare che tutto quello che viene dato agli adolescenti non è esattamente ciò di cui hanno bisogno. E ieri a Rovigo l'inaugurazione del nuovo carcere minorile alla presenza del Presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani, nuovo carcere minorile che consentirà il trasferimento dei detenuti del minorile di Treviso al Polesine. Stanze detentive, ma non solo. All'interno del nuovo istituto penitenziario per minori inaugurato a Rovigo anche spazi per la rieducazione, aule per lo studio, la formazione, laboratori creativi e una palestra. La struttura sarà operativa per la primavera, 7.000 metri quadri in uno spazio che si trova adiacente al tribunale, potrà ospitare 31 ragazzi. Quando entrerà in funzione vi lavoreranno 50 agenti di polizia penitenziaria, oltre ad un direttore, 10 figure tra professionisti del settore pedagogico, impiegati e funzionari amministrativi, un luogo dove la pena si coniuga con la rieducazione, ha sottolineato più volte il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, il terzo in Italia dopo quelli aperti all'Aquila e Lecce. Sono strutture ovviamente fondamentali per coloro che si ritrovano caduti all'interno di un contesto criminale importante, ma sono strutture che non sono solo luoghi di detenzione, ma spazi di rieducazione, di educazione, di speranza in un futuro. Ovviamente dipende molto anche da loro, ma noi abbiamo l'intenzione di mettere a disposizione di chi sbaglia lo strumento per potersi rieducare e ritornare ovviamente nelle nostre comunità. Con l'apertura del carcere minorile di Rovigo ci sarà la progressiva chiusura di quello di Treviso e gli spazi attualmente occupati per la detenzione dei minori verranno riassegnati all'amministrazione penitenziaria, che nel giro di un mese realizzerà uno spazio dedicato ai semiliberi. Ma la novità in Veneto è stata annunciata dal presidente Alberto Stefani. Per la prima volta la regione potrà attivare un centro di recupero ad alto impatto sanitario alternativo al carcere per minori con disagio comportamentale e polidipendenze. Grazie a questa struttura i ragazzi potranno essere coinvolti già durante il periodo di custodia cautelare e ovviamente nella fase di esecuzione della pena. Oggi l'80% di questi soggetti non sono in strutture e ovviamente questo comporta anche una serie di problemi di sicurezza che tutti i giorni noi oggi vediamo. Per dare risposte servono soluzioni concrete. Il progetto, cofinanziato da Regione e Ministero della Giustizia, verrà realizzato in tempi brevi, circa 6 mesi. In queste settimane si stanno analizzando le possibili soluzioni e sarebbe stata individuata anche una struttura adatta. E i truffatori continuano a colpire nel loro mirino soprattutto persone anziane. A Padova avevano truffato e derubato un 93enne, ma sono stati bloccati e arrestati. È un 93enne l'ultima vittima di una truffa messa in atto con la tecnica del falso appartenente alle forze dell'ordine. L'anziano, residente nel centro storico di Padova, convinto da una telefonata ad aprire la porta di casa per una presunta perquisizione, si è visto sottrarre contanti e gioielli per un valore di circa 3.000 euro. A poche centinaia di metri dalla sua abitazione, però, la Polizia di Stato stava già seguendo i responsabili. Gli agenti della squadra mobile della Questura di Padova hanno arrestato 2 uomini di 35 e 48 anni, entrambi residenti in provincia di Napoli, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. I 2 erano stati notati in sosta lungo la Riviera a bordo di un'auto a noleggio, già segnalata nei giorni precedenti poiché utilizzata per truffe ai danni di anziani nel nord Italia. A notarli era stata una funzionaria della Polizia di Stato fuori servizio che ha immediatamente segnalato l'auto permettendo l'intervento delle pattuglie. Pedinati per le vie del centro, uno dei 2 è stato visto entrare nel palazzo dell'anziano mentre il complice restava in auto a fare il palo. All'uscita dell'auto gli agenti sono intervenuti bloccandoli e recuperando l'intera refurtiva, subito restituita alla vittima. I 2 sono stati arrestati per truffa, trattenuti in questura in attesa della direttissima e nei loro confronti il questore di Padova ha emesso 2 fogli di via con il divieto di ritorno a Padova.
Ladri nelle abitazioni e anche nei negozi, continuano le spaccate in tutte le nostre città. Questa volta hanno colpito in un bar di Viale della Repubblica a Treviso. Sono arrivata per fare apertura e ho trovato la porta semi aperta. Ho capito subito, cioè non ci vuole molto, 2 più 2 fa 4. Sono entrata e c'era la cassa per terra e mancava il cassetto, quello che conteneva comunque i soldi del fondo cassa e dell'incasso, 1.000 euro. Potrebbe aver lasciato la firma proprio davanti alla telecamerina posta davanti alla cassa, il malvivente che intorno alla mezzanotte ha forzato la porta del bar Dersut Caffè Fruttissima di Viale della Repubblica, attaccato all'ipermercato Panorama. Probabilmente 2 i malviventi, uno sarebbe entrato a fare razzia, l'altro rimasto fuori a fare da palo. E anche se verrà individuato il o i responsabili, nella titolare Barbara Botta resta comunque l'amarezza e lo sconforto. Era la prima volta che le accadeva? La prima volta in 15 anni di attività. Sempre qua a Treviso? Sempre qua a Treviso, sì. Sempre su questo punto, quindi un punto di forte passaggio, un punto poi Agenzia delle Entrate, Questura, Finanza, cioè non mi sarei mai aspettata, ma questo vuol dire non aver paura di niente. Un luogo di forte passaggio che non è servito da deterrente, così come non è servito tutto il battage della stampa sul tema delle spaccate. Lei sa che ci sono state tantissime spaccate in queste ultime 2 settimane? Lo so, l'ho sentito. Sembra impossibile finché non tocca a te. Non me l'aspettavo, cioè forse anche solo per il fatto di non aver mai avuto precedenti. Mi pareva una cosa impossibile, cioè mi pareva un posto tra virgolette sicuro proprio perché alla luce del sole, e invece no, neanche alla luce del sole, quindi bisognerà organizzarsi meglio. Oltre il danno alla porta, sistemato alla belle meglio in mattinata, c'è anche la sensazione di essere stati violati che non passerà facilmente. È stata violata, è casa mia, è stata violata. Infatti ho guardato subito se avessero toccato altro, ma no, fortunatamente no, solo la cassa e il cassetto sotto. Nessun allarme, come detto, ma solo una telecamerina davanti alla cassa che ha fatto il suo lavoro, registrando anche la voce del ladro mentre si rivolge probabilmente al palo all'esterno. È venuta la scientifica, mi hanno detto che la porta non aveva impronte digitali perché avevano i guanti, quindi non sembrano degli sciocchi. Pensavo fossero magari qualche barbone che si aggira qua intorno e invece sembrerebbe di no. Era gente che sapeva bene come, se no non ti metti il guanto. Servizio di Elena dal Forno, le migliaia di risparmiatori truffati dalla ex Popolari, il processo a Veneto Banca, assolto Francesco Favotto, mentre andranno a processo in 7, tra cui Vincenzo Consoli e Flavio Trinca. Sentiamo. Oltre 2 ore di Camera di Consiglio e poi sono arrivate le prime sentenze sul terzo filone di inchiesta del crack dell'ex Popolare di Montebelluna. Il GUP Vettoruzzo ha condannato a 2 anni e 6 mesi Romeo Feltrin, vicepresidente del Comitato Crediti, ed ha rinviato a giudizio altri 7 imputati, fra cui Vincenzo Consoli e Flavio Trinca, figure rappresentative di Veneto Banca. I 7 imputati andranno a processo per bancarotta per distrazione, sentenza di non luogo a procedere per l'avvocato Pierluigi Ronzani, accusato di aver incassato 380.000 euro per una consulenza legale mai fatta. Nell'udienza è stato assolto per non aver commesso il fatto Francesco Favotto, presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto di Credito nel 2014 e 2015. Per lui era stata chiesta una condanna di 2 anni e 2 mesi di reclusione per un reato, ci dice, inesistente. Mi sono sentito utilizzato nell'ambito di giochi più grandi e più complessi che secondo me non arrivano ad aiutarci a capire il nucleo di cosa è davvero successo in Veneto Banca in questi. Che cosa le rimane di tutta questa vicenda? No, in questi ultimi 3 anni amareggiato, perché espormi, no? A livello pubblico al ludibrio e anche al disprezzo pubblico, quando era chiarissimo già 3 anni fa che questo reato non esisteva, no? Che era configurato in maniera di errata interpretazione, errata lettura delle 2 operazioni incriminate. Quindi da questo punto di vista un'amarezza di fondo accompagna, ecco, la gioia di poter dire ai familiari.
L'emozione di mettere la parola fine ad un incubo durato 3 anni, soddisfatto anche il suo avvocato. È stata una pronuncia molto soddisfacente perché è intanto una soluzione con formula piena, ma soprattutto certifica l'assoluta estraneità del nostro assistito rispetto a qualsivoglia accusa, qualsivoglia ipotesi di reato. Per gli imputati rinviati a giudizio il processo inizierà il 9 ottobre prossimo. Secondo il pubblico ministero sarebbero rei di una gestione sconsiderata del credito che ha portato al fallimento di Veneto Banca, soddisfatti anche gli avvocati di parte civile. L'impianto accusatorio così come impostato dalla Procura della Repubblica ha tenuto il primo vaglio critico approfondito in sede giudiziale, al di là delle 2 posizioni che sono state definite con formula di proscioglimento e assolutoria, ma l'intero impianto con i capi di imputazione e con le conseguenti auspicabili conferme del risarcimento del danno è cosa che abbiamo gradito particolarmente e che era nelle aspettative. Vi dicevamo dell'intervento di Giorgia Meloni alla conferenza stampa di fine anno sulla sicurezza, il punto dove ha detto sono i magistrati spesso a rendere vano il lavoro di forze dell'ordine e Parlamento. Sentiamo questa parte del suo discorso. Credo che se vogliamo garantire sicurezza per i nostri cittadini occorra anche lavorare tutti nella stessa direzione. Significa che lo deve fare il governo, significa che lo devono fare le forze di polizia, significa che lo deve fare anche la magistratura, che è fondamentale in questo disegno. Perché guardi, le faccio 2 o 3 casi dalla cronaca degli ultimi giorni e delle ultime settimane, escluso quello del capotreno, al quale chiaramente voglio rinnovare la mia totale solidarietà alla famiglia. Ricordo il caso dell'imam di Torino, la polizia ne dimostra la pericolosità per i suoi contatti con i jihadisti, il ministro Piantedosi ne dispone l'espulsione e l'espulsione viene bloccata. Lo scorso novembre una mamma ha ucciso il figlio di 9 anni. Era stata più volte denunciata dalle forze dell'ordine e dai servizi sociali per i pregressi tentativi di omicidio del figlio. L'autorità giudiziaria aveva ritenuto di lasciarla a piede libero. Sempre lo scorso novembre ad Acerra una persona viene arrestata mentre sversava tonnellate di rifiuti nocivi nella Terra dei Fuochi. È stato arrestato grazie ai provvedimenti del governo nel decreto Terra dei Fuochi. Dopo poche ore è stato rimesso in libertà dall'autorità giudiziaria. Io posso farle decine di questi esempi. E chiaramente quando questo accade non è solamente vano il lavoro del Parlamento, è soprattutto vano il lavoro che fanno le forze dell'ordine, rischiando. Quindi penso che su questo un appello a lavorare tutti nella stessa direzione per garantire la sicurezza dei cittadini possa fare la differenza. Così Giorgia Meloni nella conferenza stampa di fine anno. Pubblicità, torniamo subito. Chiudiamo con la politica, dal dibattito sul manifesto politico di Luca Zaia alle polemiche innescate da Alberto Villanova sugli zaiani liquidati alle regionali. Il governatore Stefani è lapidario, dice: mi occupo del Veneto. Io faccio adesso il presidente della regione, credo che il mio compito sia amministrare, non sia fare politica, così come ho chiesto agli assessori, così come ho chiesto a tutte le persone che collaborano con me, non perderò tempo in altro tipo di dinamiche. Zaiani scontenti? Questione politica, quindi scartata. Il diktat che ha imposto la sua squadra in regione, Alberto Stefani lo applica in primis a se stesso. Niente beghe di partito, anche se il fuoco di queste ore lambisce proprio i vertici del Carroccio. E così il governatore rimanda al mittente di sfoghi come quello di Alberto Villanova e ribadisce quanto detto al Palevin di Arcade. Le parole di Zaia, il cosiddetto manifesto del Foglio, sono in linea con il programma di governo della regione che lui stesso ha messo in moto. I dietrologi potrebbero intravedere in questo anche il tentativo di spegnere le luci della ribalta attorno al predecessore,
che da par suo si dice meravigliato del clamore. L'aver espresso, come fanno molti, considerazioni che a me sembrano super pacifiche, non belligeranti rispetto a alcuni temi che sono semplicemente dei contributi a riflettere, ma che senza nessuna presunzione che qualcuno li prenda di punta, vuol dire che il problema non sono le considerazioni ma è chi le fa. La sensazione è che al netto di strette di mano, sorrisi e ringraziamenti reciproci, i nodi da sciogliere in casa Lega siano diversi. Nodi che dovranno prima o poi venire al pettine, se lo stesso Zaia, sul Vannacci numero 2 del partito, che ha stigmatizzato il suo manifesto, commenta così. Lui è un vice e quindi ha espresso un vice parere. Allora, questo era Luca Zaia. Oggi, una volta i giornali titolavano "È arrivata la bianca visitatrice". Tanti anni fa, oggi è arrivata sulla Marca trevigiana, anche su Padova, in gran parte della nostra pianura, vediamo. Fiocchi bianchi trasformatisi ben presto in nevischio, la pianura è tornata a salutare una spruzzata di neve a metà mattina in quasi tutta la provincia di Padova. Qui ad esempio siamo a Curtarolo, nell'Alta Padovana, ma fiocchi si sono visti anche in Prato della Valle, imbiancato anche il piazzale della Basilica del Santo, con i passanti a godere di un fenomeno inaspettato. Non si vedeva da qualche anno la neve in città, dove è scattato il piano per prevenire la formazione di ghiaccio. Dalle autorità l'invito a fare attenzione, nessuna ulteriore precipitazione è prevista nei prossimi giorni, con le temperature che resteranno comunque al di sotto della media stagionale, senza toccare quelle registrate nella gelida giornata di ieri. Nel frattempo, per qualche attimo, il paesaggio si è trasformato anche davanti alla statua di Sant'Antonio, con lo stupore e il silenzio che la neve porta sempre con sé. Servizio di Chiara Gagliani, domenica 11 alle 18, presentazione del mio libro Focus alla libreria Lovat di Villorba. Sarò insieme all'editore Silvano Piazza. Parleremo di Focus e tutti coloro che vorranno sapere i segreti retroscena, le curiosità di questo talk che dura da 16 anni, anche della storia del nostro gruppo, saranno lì e spero che siate in tanti e saremo felici di ricevervi alla libreria Lovat di Villorba. Grazie a tutto, grazie molte a Francesca Pezzo e ad Andrea Basso. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15 e gli ospiti saranno Fabiano Barbisana, Alessio Morosin, Pietrangelo Pettenò, Nicolo Rocco, Stefano Trubianna e Francesca Zaccariotto. Buona giornata.